21 febbraio 2020, alla compagnia dei Carabinieri di Abano Terme, la prima chiamata. 2 persone ricoverate nell'ospedale di Schiavonia. Inizia da qui quell'emergenza, quel nemico invisibile chiamato Covid. È l'allora comandante, il tenente colonnello Marco Turrini, oggi alla guida del reparto operativo di Treviso, a prendere in mano la situazione. Da subito iniziamo ad attivarci per, da un lato, garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in quei territori che venivano appunto colpiti, quindi Monselice soprattutto e Vo, dall'altra in concorso con tutti gli altri enti, quindi il comparto sanitario, i comuni, nel cercare proprio di fronteggiare questa emergenza che era un nemico allora ancora assolutamente sconosciuto. Per il comune di Vo, dove i primi 2 malati e anche le prime 2 vittime erano residenti, il 24 febbraio, alle prime luci dell'alba, scatta la zona rossa con tanto di checkpoint. Noi in particolare eravamo in un checkpoint importante, il checkpoint numero 1, che era l'unico punto di passaggio, diciamo, dall'interno e dall'esterno del comune, e quindi ecco, potevamo toccare con mano anche, no, così l'ansia vissuta dalla popolazione del comune di Vo, ma allo stesso tempo anche l'altissimo senso civico di questi cittadini. Sono momenti difficili, drammatici, soprattutto in quel momento per la popolazione di Vo. Riuscimmo a creare una rete dove da un lato riuscimmo a venire incontro a quelle che erano anche tante necessità materiali dei cittadini di Vo, il ritiro di una pensione, il fatto di poter approvvigionarsi di generi alimentari, e dall'altro ovviamente ad assicurare quelle norme quelle prime regole che dovevano servire a impedire che ovviamente l'epidemia si diffondesse ulteriormente. I carabinieri come tutori dell'ordine, ma anche pronti a venire incontro alle esigenze della popolazione e a supportare le paure e le incertezze. La gente questo ci chiedeva, e questo l'ho detto anche in altre occasioni, lo si percepiva proprio dagli sguardi dei cittadini che arrivavano al checkpoint, oppure che vedevamo nelle case, lo sguardo dei medici e degli infermieri che vedevamo dietro le vetrate dell'ospedale di Schiavonia. In quegli sguardi c'era sicuramente preoccupazione, c'era ansia, ma c'era anche la volontà di superare insieme questa emergenza.